Vittoria interna per 4-1 per la Procalcio Tor Sapienza, che allunga sulle dirette inseguitrici, così battendo la Vigor Ferconti. Inizialmente calcio di rigore neutralizzato dall'estremo difensore della Procalcio Tor Sapienza, poi formazione padrone di casa che si riversa in attacco, conclusione di destro Murarva al portiere dei Blaugrana. Procalcio che passa in vantaggio grazie a questo calcio di rigore dalla Morbidelli al 21esimo della prima frazione di gioco, 1-0 in favore dei gialloverdi. Vigor che prova a reagire con questo calcio di punizione, destro a giro alto sopra la traversa. Poi ancora Procalcio Tor Sapienza in versione offensiva, conclusione di sinistro che termina a fil di palo. I padroni di casa si portano sul 2-0 sullo scadere della prima frazione di gioco, colpo di testa in un calcio d'angolo da parte di De Santis al 47esimo fa 2-0. Poi padroni di casa ancora pericolosi all'inizio della seconda frazione di gioco con questa conclusione, con più tardi arriva il terzo gol sempre di testa al nono da parte di Franchitti, 3-0 in favore dei padroni di casa. I gol in favore della Procalcio diventano anche 4 in seguito a questo contropiede con la doppietta da parte di Franchitti al 18esimo del secondo tempo. Infine la Vigor Ferconti trova la rete sul calcio di rigore con Pinucci al 26esimo. 4-1, così come si conclude il match.